per Screenshot parliamo un po' di cultura come traino del turismo, come possibilità di elevare anche la possibilità di avere più ospiti e visitatori all'interno di una bellissima cornice, qual è quella di Villa de Claricine Don Parker. Di questo parleremo insieme ovviamente al presidente della fondazione, Oldino Cernoia, che è qui a tenermi compagnia questa sera. Buonasera, buonasera. Cultura che dobbiamo fare un passo indietro di ben 700 anni alla morte di Dante, e c'è una serie di iniziative quest'anno che hanno coinvolto la fondazione, e oggi volevamo portarne a conoscenza anche questo nuovi appuntamenti che ci saranno Tour de Force a settembre, tra cui i Codici Friulani della Commedia. Ce ne parla Cernoia, magari cercando un po' di ricapitolare anche l'origine di questo legame che c'è tra Villa de Claricine e Dante. Certo. Ma quando ci siamo accorti che dovevamo festeggiare i 50 anni della costituzione della Fondazione dei Claricini, che è nata nel 1971 con decreto del Presidente della Repubblica, che allora era Saragat, abbiamo pensato agli eventi che dovevamo così programmare. E abbiamo scoperto che Dante e la Villa de Claricini era un connubio perfetto. Perché questo? E molti me lo chiedono. Perché nel 1466 il conte Niccolò de Claricini, della famiglia quindi de Claricini, editò il codice de Claricini, che è un codice originato in Friuli, editato in Friuli, è l'unico codice editato in Friuli. Ci sono altri codici, per dire la verità, che devo menzionare, che sono importantissimi, che sono il codice della Guarneriana, il codice Florio dell'Università di Udine, il codice bartoliniano, e ci sono tanti altri frammenti di codici presenti in Friuli. Quindi abbiamo pensato che festeggiare i nostri 50 anni con Dante fosse la migliore delle proposte. L'occasione giusta, insomma, esatto, anche per promuovere, esatto. come dicevo all'inizio, il turismo, la rete legata, insomma, a questo che magari pensano laggiù nel profondo nord-est, ma che alla fine non lo è. No. Saremo nel profondo nord-est dell'Italia, sì. Però anche nel nostro Friuli abbiamo testimonianze di appassionati, di studiosi, di personaggi importanti che hanno così seguito le vicende dantesche, se parliamo di Dante. Quindi è un ambiente culturale friulano, c'è sempre stato. Ci sono state anche delle leggende, Dante in Friuli, Dante nella grotta di Tolmino, quando Tolmino era italiana. Quindi ci sono varie testimonianze di questa cosiddetta presenza di Dante in Friuli, però ci sarà un convegno che quando questo? Il 30 di settembre, 1° e 2 ottobre, ci sarà un convegno con l'Università di Udine, Dante nel 300, un convegno che vedrà docenti universitari ed esperti dantisti da tutta Europa che verranno a Cividale del Friuli, in Villa de Claricini e all'Università di Udine. 3 giorni per approfondire il tema dantesco. Ecco, adesso noi stiamo dando anche un occhio, se vuole darlo anche con me, a quello... questo è il codice... Così riesce un po' a guidarci anche, per appassionare anche, perché lei dice ci sono appassionati, ci sono studiosi legati a Dante, ma anche in generale all'intera cultura del 300, ma magari attraverso queste immagini che lei ci ha gentilmente dato anche in anteprima, le facciamo vedere, possono invogliare la gente a capire dove si trovano, che cosa si trattano e che cosa sono. Ecco, questo è il codice Claricini, cioè il conte Niccolò ha trascritto questo codice nel 1466 e lo ha commentato in latino, tanto è vero che si vede esattamente la scrittura che ha utilizzato il conte e le annotazioni in lingua latina di questo codice. Questi codici saranno tutti esposti dal 18 di settembre al 7 di novembre presso il Museo Archeologico Nazionale di Cividale, che ospita questa interessantissima mostra dei codici
prodotti o esistenti in Friuli. Quante ce ne saranno? I codici prodotti preesistenti in Friuli sono ben 5, ma ci sono altre testimonianze di documenti che riguardano Dante, che vanno dal 700, 800, 900 fino ai giorni odierni. Quindi avremo così una panoramica di questa passione degli studi danteschi proprio dal 1400 ad oggi. E non sono solo questi due gli unici eventi che ci saranno quest'autunno, ma ce ne saranno anche altri. Per dire la verità, questo è un programma che è nato già 2 anni fa, quando abbiamo presentato al Ministero della Cultura un progetto articolato che durava tutto l'anno. Per nostra fortuna il Ministero della Cultura ha inserito questo progetto tra i 100 progetti a livello nazionale che sono stati considerati di valenza culturale di estrema importanza. Quindi accanto alle grandi città in Italia di Firenze, Ravenna, Padova, Verona, anche noi nel nostro profondo Friuli abbiamo la possibilità di presentarci con un progetto che è iniziato, come ho detto, il 21 di marzo di quest'anno. Il 21 marzo è stato il Dante D e in quel giorno Don Alessio Geretti ha tenuto la sua prolusione, la quale ovviamente era estremamente seguita e di grande livello culturale. Ma poi durante tutto l'anno ci sono stati altri eventi, conferenze, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, perché ci sono accanto alla mostra dei codici in Villa c'è la mostra delle cartoline dantesche e la mostra delle miniature, ma ci sono altre 2 mostre, che è la mostra delle sculture e delle pitture con la Giorgio Mondadori, che vede 85 artisti contemporanei che hanno prodotto un'opera ispirata a Dante. Ben 85 artisti che hanno così esposto o che espongono ancora fino all'8 di gennaio le loro opere all'interno di vari locali della Villa dei Claricini. Ecco, come si può fruire di questo spettacolo? Come si può visitare? Con tutte le regole adesso che ci sono, Green Pass, prenotazioni, cosa bisogna fare? Abbiamo avuto qualche difficoltà, ovviamente, perché i dati di quest'anno e dell'anno scorso vedono una leggera flessione di partecipazione, anche perché c'è tutta una procedura di controllo che prevede ovviamente oggi il controllo del Green Pass, il controllo della temperatura. La gente lo capisce, riesce a percepire oppure vi ha un po' noi abbiamo disturbato, questo vi ha penalizzato? No, abbiamo creato una piattaforma sulla quale uno si può prenotare. Prenotandosi dà tutti i suoi dati e quindi accede a tutti i locali della Villa dei Claricini. Qualcuno non vuole esattamente dare tutti i dati, ma è una minoranza. La maggior parte delle persone collabora e accede ai grandi nostri spettacoli con 200, 300 persone, tutti controllati grazie alla nostra piattaforma. C'è fame di cultura in Friuli, secondo me, vedendo anche i risultati che le hanno portato tutte queste serie di mostre, festival, concerti, manifestazioni, relazioni, conferenze. La gente ha partecipato, ci sono i numeri. Sì, credo che la popolazione ha scelto di partecipare maggiormente agli eventi di vicinorietà. Quindi ha riscoperto magari i luoghi della cultura e quindi li frequenta volentieri, si informa, partecipa. Quindi questo è stato, diciamo, un risvolto positivo. Quando vede la villa per la prima volta, quando viene a questa manifestazione vede per la prima volta anche la villa. Esatto, molti per la prima volta vedono una villa che è del 1670 e che è ancora testimonianza, che è la testimonianza di un percorso
di vita della famiglia dal 1670 fino al 1968, quando l'ultima discendente, che si chiamava Giuditta de Claricini, ha donato tutte le loro proprietà a una nascente fondazione che ha uno scopo culturale, e ha donato anche una proprietà di 200 ettari che è Abbiamo visto in evocata, queste immagini bellissime che è che evocata giravano. l'agricoltura, che è il vero motore economico di questa fondazione. Esatto. Produciamo cereali biologici, vino, e quindi con questa attività, con la nostra azienda che fa parte della fondazione, riusciamo anche a programmare il mantenimento, la conservazione e la promozione della Villa de Claricini Dorpacher. Cultura, arte, conoscenza, e vedevo anche dei bellissimi limoni e qualche frutta, insomma, Sì, che fanno compagnia molto a suggestivo. Chi viene per la prima volta riscopre questo ambiente, che tra l'altro ha dei giardini che sono giardini all'italiana, un giardino all'inglese con dei viali monumentali. Il giardino è stato presentato come il giardino segreto di Villa de Claricini Dorpacher. Abbiamo pubblicato quest'anno un volume che abbiamo avuto la Francesca Venuto, che è un'esperta storica di giardini, sì. che ha scritto moltissimo, che ha scoperto moltissimo su questo giardino all'italiana. Si chiama segreto perché? Perché lo scopriamo nella seconda parte? D'accordo, ve lo spiegherò dopo. Pubblicità, giustamente, un segreto. Bentornati nello studio con Screenshot, prima puntata della settimana. Ci allontaniamo dai vari temi che magari potrebbero anche avervi annoiato tutti questi mesi, anche se non doverosi per la questione del Covid. Parliamo un po' di cultura oggi, cultura che fa bene, con quella di Dante che ci terrà compagnia per tutto il mese di settembre a Villa de Claricini Dorpacher. Vicino a me il presidente della Fondazione Oldino Cernoia, ma non solo settembre, come avete sentito dalla sua voce nella prima parte della puntata, perché è da marzo che si lavora. A quanti eventi? 35 eventi. Praticamente, facendo un calcolo, una settimana. Anche 2 al giorno, ho detto prima. No, sono eventi programmati durante tutto l'anno. Fino a marzo 2022. Fino all'8 gennaio le mostre. Però chiuderemo ufficialmente l'annata il 21 di marzo del 2022, che è il Dante D al termine di questa celebrazione. È iniziato col Dante D e si finisce col Dante D. Si finisce con i 700 anni il 21 marzo del 2022. Allora, prima di scoprire gli altri manifestazioni di settembre e poi gli altri che ci proseguiranno durante l'anno, giustamente ci avevamo lasciati nella prima parte col giardino segreto, e sono talmente curioso di capire perché c'è il giardino segreto a Villa de Claricini. Non è un argomento difficile da trattare, nel senso che io sono novello però della questione. È chiamato segreto perché le famiglie nobili avevano un giardino che utilizzavano soltanto per i loro ospiti o per le loro esigenze. Pertanto era una specie di hortus conclusus, nel senso che erano dei giardini che erano attorniati da delle mura e la loro attività si svolgeva tutto all'interno. Ecco il motivo per quale si chiama segreto, perché era gelosamente custodito dalle famiglie. Quindi abbiamo ripescato questo modo di qualificare il giardino, però il giardino all'italiano è un giardino storico, con monumenti lapidei, con delle piante pregiate, dove c'è anche un giardino all'inglese con degli alberi che sono patrimonio regionale, e tutto attorno c'è il vigneto, le coltivazioni dei cereali. A proposito del vigneto, vedevo anche nelle immagini prima che c'era un enologo che dalla botte sentiva. Sì, il nostro direttore si chiama Paolo Dolce, il quale è il nostro esperto, che ci dà molte soddisfazioni perché da quest'anno riceviamo anche molti premi di livello internazionale. Quindi senza fare pubblicità eccessiva,
posso dire che almeno 4 qualità dei nostri vini sono state premiate a livello internazionale, con medaglie che ci fanno onore. Questo grazie ovviamente al nostro enologo e a tutti i nostri dipendenti che lavorano ovviamente nelle vigne. Facciamo vedere dall'alto anche questa splendida villa, insomma, con immagini del drone, la storia di una famiglia. Ecco, ubriachiamoci di cultura, non solo attraverso queste, di bellezza visiva, non solo attraverso queste immagini che raccontano un po' le origini della famiglia, l'arrivo a Cividale, ma ubriachiamoci di cultura perché immergiamoci in questo spettacolo immersivo, come l'avete chiamato così, che è in programma a settembre, no? Accanto alla mostra dei codici al convegno internazionale di studi. Di che cosa si tratta? Abbiamo ideato uno spettacolo teatrale immersivo, che vuol dire che usa le tecnologie più avanzate, no, per spettacolarizzare la vita nuova di Dante. Sarà Gazzolo, che sarà l'attore principale di questo spettacolo, che utilizzerà la facciata della Villa dei Clarigini come palcoscenico di tutto questo spettacolo. Quindi passiamo dal teatro... proposta anche per le prossime volte, no? Sì, usare un può essere del genere naturale. Può essere ripetuto. Cioè, anziché stare all'interno di un teatro, anche causa Covid, no? Stiamo all'esterno. Le ville per stiamo all'esterno e utilizziamo una facciata per far diventare tridimensionale questo scenario e questo palcoscenico dove si reciterà la vita nuova di Dante. Devo dire che è stata un'iniziativa fortemente voluta anche da alcuni enti promotori delle nostre attività, quale Promoturismo e Regione Friuli Venezia Giulia, che su questo versante ci hanno dato una mano notevole. Quindi è uno spettacolo innovativo, che usa delle tecnologie innovative. Questo quando? Questo è il 18 di settembre con 2 repliche, una alle 20:30 e la replica delle 22, cioè 20:30 e 22. Ecco, in caso la regia ha beccato adesso il modo in cui innanzitutto si prenota il biglietto, giustamente, che è passato adesso in onda, anche il momento in cui ci sarà questo spettacolo teatrale immersivo, il 18 di settembre, come si diceva a Cernoia, e poi un po' anche che tipo di produzione ci sarà, che cosa si troverà davanti lo spettatore, insomma, lo spettatore si troverà delle immagini tridimensionali con una realtà aumentata e quindi si potrà entrare dentro come ho detto prima, nel palcoscenico, nello scenario e vivere, no, assieme agli attori, no, lo spettacolo che sarà proposto. Non posso dire di più perché sennò vi svelo esattamente. Intanto la gente intanto gli viene un po' di curiosità. A me viene un po' di curiosità a scoprire che cosa ci sarà da settembre in poi, da ottobre in poi. Magari c'è qualche novità che potrà annunciarci. Intanto dobbiamo terminare il mese di ottobre con questo convegno internazionale di studi con l'Università di Udine, che vedrà, come ho detto prima, degli studiosi di grande livello presenti nella nostra realtà. Ma poi dopo ci saranno anche delle presentazioni di libri. Stiamo varando una edizione che riguarda la famiglia dei Claricini in Friuli, che è una riscoperta, perché abbiamo anche un archivio storico che è di valenza regionale, decretato tra l'altro dalla sovrintendenza archivistica, che ha delle testimonianze e delle scoperte sul nostro Friuli, soprattutto dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista prettamente culturale. Le relazioni della famiglia dei Claricini su tutto il nostro territorio erano numerosissime. C'erano numerosi matrimoni, c'erano delle famiglie che tra l'altro si costituivano e quindi abbiamo anche una presenza che si allargava fino a Padova, dove a Padova ovviamente la famiglia aveva una residenza estremamente importante perché a Padova anche il conte Nicolò de' Claricini aveva assunto dei ruoli istituzionali sia in ambito ecclesiastico che in ambito civile di grandissimo livello e di grandissimo prestigio, oltre che a Roma.
Quindi è una famiglia che stiamo scoprendo essere un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo del territorio. Questo dovrebbe portare ulteriore curiosità, insomma, di fronte a questo complesso, insomma, Certo. già è bello di per sé. Contento della risposta del pubblico e anche un bilancio anche da lei come presidente, insomma, della fondazione. È stato un anno estremamente interessante, con una grande partecipazione, con delle persone di grande livello culturale che sono passate in villa per testimoniare sulla nostra iniziativa, e quindi noi speriamo che questo diventi il motore del rilancio turistico anche e culturale, ovviamente, della nostra realtà. Una realtà che è importante fare rete comunque. Sì, cioè, lo fate esatto. già, per esempio, vedo i codici friulani della commedia che sono al Museo Archeologico di Cividale. Sì, È l'importante, esatto. si riesce a trovare rete Ma comunque. guardi, dovrei dire che le nostre iniziative sono supportate da 60 enti, no, di livello internazionale, nazionale e locale. Quindi questo dimostrerà, lo vedrete andando a visitare il Museo Archeologico Nazionale di Cividale. La mostra è gratuita, no? Ma ovviamente si potrà vedere anche il Museo Archeologico Nazionale, quindi Sì. coniughiamo la storia medievale del museo, che è caratterizzata dalla storia longobarda, con questa mostra dei codici. È stata una scelta voluta, condivisa anche dalla direzione regionale dei musei e dal Ministero della Cultura. Quindi è un'annata dove abbiamo proprio cercato la condivisione attraverso la costituzione di reti di interesse e il coinvolgimento di enti di livello nazionale. Un punto di partenza, perché non tutto finirà, insomma, con Dante, ma speriamo di no. Speriamo di no. È un in bocca al lupo. Non so se potremo festeggiare gli 800 anni, ma qualcuno, qualcun altro sì. Qualcuno lo farà, speriamo, perché già i 600 anni sono stati festeggiati dalla famiglia De Claricini, quindi Sì. ho le testimonianze, ho i documenti della presenza della famiglia De Claricini nelle varie manifestazioni dei 600 anni. Adesso accontentiamoci dei 700 anni e poi, speriamo... Ai posteri la fortuna, no? insomma, Esatto. di capire quello che organizzeranno, se saranno altrettanto Ma bravi. le do anche una piccola una chicca per noi. Sì. Ma sa come vogliamo festeggiare anche Dante i 700 anni? Me lo dica. Con un vino particolare. Quindi abbiamo prodotto un vino che si chiamerà Cinquante, come i 50 anni della Fondazione De Claricini, e sarà prodotto in 700 bottiglie, come i 700 anni di Dante. Quindi sarà un vino da collezione proprio in onore di Dante e dei 50 anni della Villa De Claricini. Grazie al nostro enologo Paolo Dolce, da settembre metteremo in vendita anche un vino da collezione. Mi prenoto. Bene, grazie a Oldino Cernoia per averci tenuto compagnia in questo viaggio tra la cultura e anche grazie per l'intervista. Vi invito tutti quanti a venire a trovarci. Bene, io vi invito invece domani, solita ora, con Screenshot. Ci vediamo. Arrivederci. Buona serata.